Allora, come già vi ho detto la prima sera, anzi ieri quando mi sono presentato, sono tornato a rifare il corso perché già la prima volta me l'ho trovato bene, poi per una serie di motivi un po' l'ho lasciato perdere e qui ammetto di aver sbagliato, perché lo fai in maniera senza rendertene conto, lo fai e basta, leggermente tralasci Poi era solo. diverso, vero? E poi non era esatto, no, era entusiasmante il primo, solo che questo è meglio. Il discorso è quello. Ma perché ci siamo noi? Esatto. Un po' meno gente, però è più incollata, quindi è più bello anche per questo motivo qua. Poi è bello vedere che tanta gente ha la propria esperienza, la propria vita, il proprio lavoro, i propri problemi, però alla fine siamo tutti quanti uguali e ce ne rendiamo conto quando a fine corso ognuno di noi qui parla, dice la stessa cosa però in maniera diversa, però alla fine ci rendiamo conto che siamo tutti quanti uguali. L'obiettivo mio è quello di assolutamente non tralasciare più come magari ho fatto in precedenza, se dovesse succedere so che comunque lei e loro sono comunque parti da una mano me la danno. Qui mi impegno di domani mattina imparare bene come farmi le mappe, nel senso imparo il programma, perché se so usare la tecnica lo faccio in maniera molto più veloce, me ne sono reso conto anche con il mio lavoro, con i programmi, AutoCAD eccetera. Mi sono trovato benissimo, sono contentissimo di averlo rifatto. E se posso dire un'altra cosa, per chi non fa il corso di lettura fatelo perché è bellissimo, non è più bello di quello di Mortia, però sembra che ti paghi. no, però è bello, è bellissimo. E Beh, non lo paghi, no? Fai il corso gratis. no, esatto. No, ma sai cosa? Me ne sono reso conto ieri sera quando sono arrivato a casa e mi ha detto guarda 6 anni fa quanto veloce andavi, e mi sono reso conto che andavo a meno della metà di ieri, e ieri ero normalissimo, cioè leggevo come leggo solitamente, quindi da domani devo leggere ancora più veloce. Comunque grazie a tutti quanti.